secondo il mio parere non è affatto minore quello che non riguarda i 50.000 dell'Olimpico, i 6.000 del Paradossa e compagnia bella, anche se quello che è successo a Conegliano, non so le migliaia di persone, so che è stato un fatto piuttosto importante, visto che parliamo di karate, visto che c'è stato il campionato italiano assoluto e il secondo trofeo città di Conegliano con 1.200 atleti e 150 società. Fra gli atleti e atlete c'erano anche dei rappresentanti della Marathon Bologna, la Marathon Karate Bologna, prima assoluta nel comité, sia nei campionati italiani sia nel trofeo di Conegliano, per parlare di questo sport che viene praticato incredibilmente da bambini in età scolare e soprattutto da bambine. Ho qui adesso la mamma di una delle campionesse che dopo sentiremo direttamente, che fa da apripista a spiegare. Signora Mattioli, buongiorno. Buongiorno. Ecco, spiegare come una mamma, quando vede che la sua bimba invece di andare a giocare a tennis o a fare danza classica, quanti anni ha? Quanti anni ha Beatrice? Ne ha 11. Ma quando 11 ha cominciato? anni. Neanche un anno fa, 7 mesi. Beatrice ha iniziato in ottobre. Ma perché Quindi ha scelto il karate? Perché la sua migliore amica già frequentava la palestra di karate e il papà a suo tempo era stato già un praticante nera di karate. Vabbè, no, allora c'è una ragione tecnica familiare. Allora, diciamo che Beatrice ha vinto la medaglia d'argento nel trofeo a Conegliano e ha perduto in finale da una sua compagna di squadra, Maria Luce Caneva. Beh, quindi battaglie in famiglia. Ma come l'hanno affrontata le bimbe? Dopo le sentiamo. Ma le bimbe l'hanno affrontata bene, anche perché era già accaduto in un precedente campionato di trovarsi a combattere contro, e devo dire che sono molto sportive perché il loro maestro ha insegnato loro che devono dare il massimo senza guardare chi hanno di fronte, e sono molto amiche. Stavo per dire, ma una cosa in famiglia. Va bene, ma i genitori sono come quelli del calcio o degli altri sport che si arrampicano su per la rete se per caso il loro figliolo, no, scherzi a parte, so benissimo che è un'altra mentalità quella di queste discipline, ma fanno anche, avrebbe da dire che può servirli anche come difesa personale quando cresceranno un po'. Sì, soprattutto per le bimbe certo. È comunque un livello di autostima e autodifesa che poi le induce davanti a una situazione di pericolo a sentirsi sicure, quantomeno a non rimanere paralizzate dalla paura. Benissimo. Questo visto dal punto di vista della mamma per due ragazzine di 12 anni che si troveranno ad affrontare in futuro chissà quali situazioni. Allora, dopo sentiamo anche Maria Luce, però adesso cominciamo con Beatrice. Mi dove la passa, per favore? Le passo Beatrice. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Senta. Signorina, buongiorno. Mi chiamo Nando, sono un nonno. Allora, come stai? Io bene, lei come sta? Beh, ecco, brava, chiedimi la mia salute perché ho avuto dei problemini. Adesso cerco di tener botta, ma soprattutto mi fa piacere averti come ospite, la più giovane che ho avuto fino adesso nelle mie trasmissioni, che sono da circa 50 anni che faccio, quando il tuo papà forse non era ancora nato, forse sì, ma era un bimbo. Tu perché hai scelto? Perché papà è stato un ottimo karateka, perché hai scelto il karate? Io ho scelto il karate anche grazie a Maria Luce Caneva, che è la mia migliore amica, perché mi ha fatto... Sì, ma è anche la tua migliore avversaria, mi risulta. Sì, andiamo spesso contro le gare. Bene, allora, Maria Luce è la tua avversaria con la quale ti sei confrontata a Conegliano. Com'era l'ambiente Conegliano? Molto bello? Sì, era bellissimo a Conegliano e dato che io mi sono trovata molto bene. Senti, quanta gente c'era? Molta. C'erano 1.200 atleti. Mamma mia, ma quante volte ti alleni alla settimana? Allora, io di solito mi alleno 2 volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, però prima di una gara 3 volte, il lunedì, il mercoledì e il giovedì.
Ma com'è il maestro Lucio Morale? Il maestro Lucio Morale penso che sia il migliore perché lui ci insegna un sacco, a parte il karate, che è molto bravo ad insegnare anche il karate, ci insegna anche un sacco la disciplina. Ah, ho capito. Ma perché non ti è venuto voglia, a un certo punto hai cominciato in ottobre, non hai detto a Natale, ma no, ma io gioco a tennis, ma io vado a ballare, no, vado a far danza. No. Io no, perché mi sono appassionata subito anche grazie alla mia squadra perché siamo molto uniti e quindi non ho mai pensato di cambiare fin dall'inizio perché mi sono subito appassionata con il karate. Come va a scuola? A scuola va tutto bene, infatti anche il nostro maestro Lucio Morale ci tiene un sacco alla scuola e quindi ogni tanto ci guarda le pagelle per vedere se siamo bravi. Allora io ti auguro di continuare così, una volta se ho l'occasione vi voglio venire a vedere, adesso tu mi passi la tua tradizionale rivale e amica Maria Luce Caneva. Ok, gliela passo. Ciao, grazie Beatrice. Buongiorno. Buongiorno, è la signorina Maria Luce Caneva? Sì, sono io. Allora, ma il nonno Sergio sarà in questo momento all'ascolto? Ovvio, me l'ha promesso. Allora, io ho il piacere di conoscere il nonno, mentre Maria Luce parlo solo con i risultati. Sei contenta? Ovviamente medaglia d'oro, direi che meglio di così non si può dire, ma quando affronti Beatrice, lo dici, ma questo la conosco già, ma è una... Come fate? Vi dividete le vittorie? Allora, io quando affronto la Beatrice cerco semplicemente di dare il meglio di me e di dare il meglio di me e di aiutarla, cioè, quando facciamo allenamento cerco di aiutarla. Ma perché tu hai deciso di fare karate? Io ho deciso di fare karate perché mio padre conosceva già il coach Lucio Morale e mi ha fatto provare, da lì mi sono appassionata e ho voluto continuare. Allora, è uno sport che secondo te è in espansione, cioè siete in molti nella palestra? Allora, nella nostra palestra certamente siamo in molti, solo che ho notato che in altre palestre sono anche di più, solo che adesso il karate da noi stanno aumentando molto le persone, quindi sì, è in espansione. Nei turni precedenti alla finale avete affrontato delle cinture, ci va col colore nelle cinture, giusto? Vedi che mi sono informato. Cosa c'è? Quella per iniziare, quando io vado dal maestro Morale e dico voglio cominciare, mi dà una cintura del mio accappatoio, allora mi dà la bianca, cosa c'è? Allora, prima dà la bianca. La bianca, poi si va col colore fino ad avere la nera. Sì, solo che se hai meno di 14 anni e affronti l'intermedio, cioè per esempio bianca-gialla. Ah, ho capito. Allora, voi nei turni precedenti avete battuto delle cinture più scure della vostra? Allora, in alcuni turni abbiamo dovuto affrontare delle cinture nere, che però grazie alle tecniche che il nostro coach ci ha insegnato siamo riusciti a batterle. Bene, allora io ti auguro di continuare così perché chiaramente è anche una disciplina di vita, non soltanto di sport, ma cosa ti sarebbe piaciuto magari se non fossi riuscita nel karate? C'è uno sport alternativo che ti piace? Uno sport alternativo per me sarebbe stato il basket, perché lo facevo già quando ero piccola e mi piace molto anche quello. Allora sei come il nonno? Sei fortitudina? No, io sono virtuosina. Allora, nessuno è perfetto, direbbe il nonno. Bene, Maria Luce, complimenti vivissimi. Io saluto insieme a te Beatrice e la signora Mattioli, vi faccio i complimenti e alla prossime gare, sai già dirmi dove andate? Allora, per quest'anno abbiamo finito le gare, poi credo che l'anno prossimo la prima gara sia a Modena. Bene, allora fatevi onore, grazie molto e in bocca al lupo. Grazie Maria Luce. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, grazie. Macca, c'è una per te. Ah beh, no, già, per te, sì, grazie. Ah, ok, no, pensavo che tornasse con la mamma. No. Cos'è che diceva la signorina Maria Luce che teneva per la?
Virtus. Ah, ecco, non avevo capito perché... Ma deve ricrederci, poverino. Perché il nonno è... A proposito, qui c'è un messaggio che dice: per domenica sono preoccupato per la sicurezza al Casalecchio, a parte Mancinelli e anche tutti gli invasati della fossa verranno, ma la Lega non poteva far giocare le partite delle bolognesi nello stesso orario. Ho una figlia tranquilla che segue la Virtus sia in casa che in trasferta, ma visti i precedenti spero che le forze dell'ordine siano preparate, soprattutto all'esterno del palazzo. Dice: ciao Roberto, sì, non si dovrebbe arrivare a questo, anche se vengono a vedere la partita. Io penso che non succeda niente, spero che non succeda niente. Basta poi sempre un cretino da una parte o dall'altra, stiamo facendo per par condicio da tutte e due le parti, basta un cretino per scatenare qualche problema. Sì, l'idea di farli giocare, ma hanno anche il diritto di fare poi, di vedere la partita se simpatizzano per un'altra squadra. Siccome simpatizzano per tutte quelle che non sono la Virtus, giustamente, hanno diritto. Io spero e credo che non succeda niente. Secondo me la sconfitta dell'Italia femminile era un... Ah beh, l'aveva già detto questo. Ma Miranda giocava con i tacchi a spillo per ridurre destro. Hai già detto tutti questo? Pubblicità. Anche questo l'hai detto? Alla valanga sta arrivando Lucio Morale, buongiorno. Buongiorno dottor Macchiarelli, buongiorno a Radio Venture, e buongiorno alla Bologna Rossoblu naturalmente. Ma che malato. Ma come fai a pensare a quel povero Bologna quando hai in mano una società che ha vinto 7 medaglie d'oro, 7 d'argento, 12 di bronzo nei trofei, campionato italiano assoluto e secondo trofeo città di Conegliano. Ma Conegliano è tanto importante che c'ha un palazzetto della Zoppas? Dunque, Conegliano è una zona importantissima perché è una zona di sviluppo industriale, è stata negli anni 70-80 una guida secondo me a livello nazionale. Com'è il palazzo? È bello? Il palazzetto è un palazzetto da 5.000 posti a sedere. Però, ma cosa ci fanno? Saranno una squadra di volley in Serie 1 femminile. Bene, questa è una notizia. Parliamo invece di quel che è successo sabato e domenica a Conegliano. 1200 atleti, 150 società. La Marathon Karate Bologna, prima assoluta nel comité, sia ai campionati italiani che nel Conegliano, che nel trofeo. Il campionato, questo è importante, riservato agli atleti più grandicelli, che erano cinture marrone e nere. Sì, il campionato italiano è solo per le cinture mentre marrone e invece nere. bianche e blu, cioè la città di Conegliano. Esatto, In pratica 2 campionati nazionali, perché le società presenti che venivano tutti d'Italia erano portate a titolo. Un atleta della Marathon, Luca Zanotti, ha vinto la medaglia d'oro dei campioni italiani, è stato selezionato dalla nazionale. Dove sono i prossimi europei? Allora i prossimi europei saranno a Timisoara con l'UNICO, International Karate Union, e Luca Zanotti rappresenterà non solo Bologna, ma rappresenterà la nostra città a livello nazionale con la nazionale italiana nella categoria cadetti A più 77 kg. Questo ragazzino è venuto in palestra a me. Quanti anni ha? A 14 anni è venuto in palestra a me che ne aveva 7. Si è trovato bene. Sì, no, io ho cercato di plasmarlo nel miglior modo assoluto, ma abbiamo altre 2 medaglie d'oro importantissime ai campionati italiani, che sono quelle di Davide Carati e Gaia Testoni, più 2 medaglie che ci hanno permesso di vincere il trofeo Veneto, che sono quelle di Caneva Maria Luce e di Beatrice Ballerini Piumano. Cioè, questi insieme a tutto il contesto di altre medaglie di bronzo di tutti i miei ragazzi, noi abbiamo un gruppo fantastico, non solo di atleti ma di genitori. Ecco, a proposito di genitori, mi risulta che il babbo di Beatrice sia un karateka. Sì, è un karateka cintura marrone. Noi speriamo il prossimo anno di fargli dare la vera. Noi con Pietro stiamo spingendo per questo esame. Io sono sicuro che Pietro è un ex karateka che ha fatto karate per tanti anni, ha avuto piacere non solo che è venuto dentro la nostra società con sua bambina, che è un'atleta fantastica, ma lui e sua moglie sono dei genitori veramente di numeri 1, diciamo, perché insieme al nostro gruppo di genitori fanno sì che i nostri atleti non gli manchi mai il supporto di tifo quando andiamo a giocare in trasferta. Bene, allora oggi quando lo incontro, perché ci vediamo su un altro sport, quando lo vedo mi faccio fare una mossa di karate senza che mi fratturi, sempre senza che non mi fratturi un maleolo. Allora, come va la Marathon Karate? Sei contento? Dunque, io non sono contento perché da quando abbiamo aperto nel 2009 arrivare adesso, dopo tanti successi, tanti campioni, questo mi gratifica particolarmente perché la FICA è una grande federazione fatta da più
più di 37.000 atleti tesserati, perciò una grossa federazione, essere i primi su quasi 160 società ed entrati da quest'anno in questa federazione vuol dire che il nostro lavoro è un lavoro di altissima qualità e soprattutto è un lavoro seguito da un altro tecnico di prima che è il maestro Massimo Pievani, ma soprattutto è un lavoro che in Emilia Romagna si sta espandendo perché da quest'anno abbiamo creato il comitato regionale Emilia Romagna FIC, seguito dal maresciallo Antonio De Felice, che è lui il nostro nuovo coordinatore e referente per l'Emilia Romagna. Mi viene in mente una cosa, scusa ti interrompo, ma è possibile che siano aumentati i praticanti anche in funzione della difesa personale che il karate può dare? Dunque io sono convinto che i praticanti siano aumentati nelle fasce rosse, cioè io sono convinto di questo perché lo provo sulla mia pelle, ho tantissime ragazzine in palestra, secondo me, come ho visto i campionati italiani hanno un doppio scopo, doppio. Esatto, lo scopo è proprio di intraprendere una disciplina sportiva legata poi alla difesa personale, poi dopo è chiaro che diventando disciplina sportiva, quando combattiamo diventa sport perché ha dei regolamenti. Però è chiaro che se mi chiama una ragazzina fuori che insomma ha partecipato a un campionato italiano, magari ha vinto con una medaglia d'oro e cerchiamo di fargli del male, questo è sicuro che gli rifilo un calcio in bocca, ma è proprio è scritto. Un buon calcio in bocca alla romana, vabbè. Esatto. Allora ti concentri, dopo fate i complimenti a te, alle ragazze e ai ragazzi, sì. Parliamo 2 minuti, te li concedo. Avanti, Napoli-Bologna. Io dunque voglio ringraziare chi mi ha permesso di fare tutto questo, che sono la mia famiglia, anche mia moglie che è presidente della società e i miei figli, sono quelli che mi hanno spinto nel 2009 ad aprire questa società, insieme a tutte le famiglie e tutti i miei atleti. Quest'anno è stato un anno fantastico, io invito tutti a venire a provare il mio saldonato presso le scuole Garibaldi lunedì, mercoledì, giovedì dalle 18 alle 19, a chi è interessato al carattere tradizionale ed è un po' più grandino c'è il maestro Pievani che fa lezioni mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. Ringraziamo una persona che purtroppo non c'è più, che è il papà del nostro bimbo, e sono sicuro che da lassù ci sta guardando, ci sta pensando. Un grazie a te Mauro per tutto questo. Allora, considerando questo un messaggio pubblicitario, ti arriva la fattura, va bene? Grazie mille. No, voglio che mi dici una cosa, che se il Bologna stasera fosse nelle nostre condizioni, invece di parlare di Serie B, forse parleremo di scudetto, perciò dai, avanti Bologna e avanti Karate Marathon. Allora non lo posso gestire, lo sapevo anche prima, va bene. Maestro grazie, Morale, complimenti ancora, grazie. Grazie, arrivederci, grazie mille.